Come ANASF, Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, abbiamo aderito con estremo piacere alla richiesta che ci ha fatto l'Università di Udine di partecipare alla terza edizione di PN Trading Places, il Festival dell'Educazione Finanziaria. Per la nostra associazione ANASF l'educazione finanziaria è un elemento distintivo. Dal 2009 abbiamo toccato praticamente tutte le regioni, 91 province, portato in aula 47.000 studenti delle scuole secondarie superiori con i nostri oltre 600 formatori. L'educazione finanziaria è un elemento importantissimo in una nazione evoluta dove il cittadino deve cominciare a farsi carico anche di quelli che sono i propri obiettivi e le proprie esigenze di gestione del risparmio con consapevolezza. L'unione con l'Università di Udine, tra l'altro, si è già consolidata con un incontro che abbiamo fatto a giugno di quest'anno sul tema della tutela del risparmiatore e dell'investitore. Ci auguriamo quindi che questa opportunità di collaborazione vada avanti nel corso degli anni e si possa tornare più e più volte sui temi dell'educazione finanziaria. La FAPI di Pordenone Udine sostiene PN Trading Places perché riteniamo che la diffusione della cultura finanziaria ad ampio spettro sia di fondamentale importanza per diversi aspetti, a partire da una migliore gestione del denaro, una prevenzione dei problemi finanziari futuri, un'autogestione finanziaria, una pianificazione futura delle proprie finanze, ma anche e soprattutto una partecipazione attiva all'economia del Paese. Il prossimo 6 ottobre anche noi daremo il nostro contributo a questo progetto mediante l'organizzazione di un evento dal titolo Previdenza complementare, da opportunità a necessità, col medesimo obiettivo che è quello di favorire formazione e informazione su un tema di cruciale importanza per tutti i lavoratori, che è quello della previdenza complementare, appunto. La FABI da anni, su volontà del nostro segretario generale Lando Maria Sileoni, sostiene e promuove iniziative volte a migliorare le conoscenze e le competenze di tutti i cittadini su temi quali risparmio, finanza, economia e anche prodotti bancari. Infatti dal 2018 partecipiamo alla settimana di educazione finanziaria mediante la campagna organizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Università della Terza Età di Pordenone ha accolto questa occasione di approfondimento e di dibattito su temi economici e finanziari organizzati dall'Università di Udine e dal Comune di Pordenone, sapendo che i propri iscritti sono gente curiosa, gente attenta alle novità, interessata agli argomenti di attualità e disposta a formarsi durante tutto l'arco della vita per essere cittadini attivi e protagonisti della vita sociale. Noi proponiamo un esercizio continuo di cittadinanza attiva con lo scopo di proporre momenti di cultura, momenti di approfondimento su materie diverse, argomenti diversi, che però nell'insieme contribuiscono a formare una responsabilità sociale, arricchendo e impegno e arricchendo anche la nostra personalità. Questi incontri in particolare di finanza ed economia hanno l'obiettivo di mettere le persone al passo con i tempi, di fornire delle chiavi di lettura per problematiche che non sempre sono chiare, di assimilare novità che possono essere utili. Il tutto chiaramente non con un indirizzo specialistico ma divulgativo, accompagnato da un momento di convivialità, di socialità. Ecco, è un investimento in tempo e concentrazione su argomenti che possono essere utili durante tutta la nostra vita. Gli strumenti di agevolazione finanziaria per le imprese in Friuli Venezia Giulia. Questo è il titolo che abbiamo dato all'evento che si inserisce nelle PN Trading Places e come dottori commercialisti abbiamo deciso di approfittare di questa opportunità di studio per diffondere la cultura degli strumenti agevolativi nelle nostre imprese. Lo facciamo come scuola di alta formazione col patrocinio dei 4 ordini del Friuli Venezia Giulia. Questo perché a seguito dei corsi tenuti con la scuola di alta formazione in materia di finanza intendiamo fornire ai nostri colleghi un approfondimento su temi specifici che riguardano il Friuli Venezia Giulia e la possibilità di utilizzare gli strumenti che la regione mette a disposizione. Interverranno all'evento i rappresentanti di Friulia e di FVG Plus in modo da poter dare una concretezza a ciò che si studia sui libri, ossia arrivare a capire come gli strumenti di agevolazione messi a disposizione dalla regione possono impattare sui patrimoni e sulle imprese del nostro territorio.